baracca manna di Zio Pedro, quasi di fronte alla chiesetta di martedì, c'è animazione. Una decina di carri con la caratteristica copertura a cerda di canne intrecciate sostano allineati sul lungomare. I cavalli mangiano la razione di paglia e fave con la testa infilata nei sacchi. Parcheggiamo la nostra balilla a fianco ai carri. Ci siamo ripuliti e cambiati d'abito. Anche i miliziani vestono abiti civili. Nella tasca interna della giacca, naturalmente, non ci manca la pistola. Scendiamo. Sullo stazzo esterno alla capanna un uomo sui 40, piccoletto, baffuto, piedi scalzi neri di polvere, calzoni lunghi arrotolati sotto le ginocchia, camicia azzurra a quadri, aperta sul davanti, legata a doppio nodo sotto la pancetta sudata, all'altezza della corda che regge i pantaloni. Sapremo poi che si chiama Sudoppi. Rivolta con le mani tozze e umide di grasso una trentina di spigole scoppiettanti sulla brace viva. È una grigliata superba, invitante. A lato, su 3 lunghi spiedi sono infilzate le anguille, un capolavoro. Ci vogliono spiedi affilatissimi per infilzare le anguille vive. Ci vuole esperienza e passione, dicono a Terras Abbas. E senso estetico, aggiungono gli artisti. Le anguille filatrotte sono ben arrotolate, tutte uguali, come se l'uomo avesse infilato 10 chiavi di violino per un ispiero e non 10 serpenti marini viscidi e sguscianti. E suonano la musica gli spiedi, col pish, posh, pash, delle gocce di grasso sulla brace. Il profumo dell'arrosto si spande nell'aria umida, si mescola all'odore salmastro della laguna, penetra nelle nostre narici e aggrediscono le ghiandole salivali facendoci sbavare. Dopo le corse, la paura, le preghiere, abbiamo fame. La capanna di Zio Pedro Viscadori è gremita. Ci sono i festaioli dei paesi vicini che approfittano della visita di Mussolini per concedersi un altro giorno di riposo. Hanno portato stuoie di morbida spadola dentro i carri. Staranno al villaggio solo per quella notte a smaltire la sboglia, poi torneranno ai campi e alle vigne. Un ragazzo alto e smilzo, non ha più di 16 anni, ci serve un insalatiere di arselle nere e crude. Muravera, Bonorva e Bono impugnano già i coltelli a serramanico, scelgono gli arselli più grandi, le aprono infilando la punta del coltello tra le 2 valve appena socchiuse, ne staccano la polpa come se fossero cozze, ci spruzzano dentro il limone e aspirano, risucchiano e ingolano, avidi, senza masticare. Mi fanno schifo. Anche Bonsanti, che non è di queste parti come i 3 militi, salta l'antipasto e aspetta il primo. Ci serve una bella donna sui 35, ha il vestito della festa, simile a quelli che portano le donne alla fattoria dei Giorda durante il ballo tondo. A malapena è riuscita a liberarsi dal richiamo dei commensali. È desiderata, è desiderabile. Gli occhi sorridono, sembra divertirsi. Spaghetto con botarica o arezoisi? È una domanda maligna. Sa di non essere compresa dai continentali e infatti si rivolge a me, che più di Bonsanti ho l'aria da continentale. Poi risponde alla voce che la chiama dal tavolo dietro di noi. Mariuccia! Etterioidi! Mi spiegheranno poi che questo borrili è a doppio senso, che vuoi dire, ma anche che cosa ti fa male. E a noso sta coccia non si da fai stai? Tutto a doppio senso, mi tradurrà poi Muravera. Ci fai assaggiare la sella? Lei non si scompone, anzi se la ride sotto i patti. Itta doisi bianca o nera? La vuoi bianca o nera? Compare anche una chitarra sul tavolo della voce, strimpella 3 accordi. La voce risponde, niente. Le sgombrano una sedia e Mariuccia vi si mette in piedi e canta seguendo gli accordi. Ha una bella voce chiara, tipica campidanese. A sutta de saunetta, devo vita tua, vai su un caragua, sa gocciua lieta. Per me traduce sempre in Muravera, sotto la gonna di tua moglie fa favorire una sera nera. La Baracamani è un tripudio di applausi.
Poi si fa silenzio. Il chitarrista leva la mano al cielo e dà il via. Tutti rispondono in coro, scambiando semplicemente i versi della canzone. Sago Giuanietta, deo vita tua, fai su un caragua, su tassa unetta. L'arsella nera di tua moglie fa capolino sotto la gonna. Ancora applausi e poi urla e cori, Mariuccia, Mariuccia, Mariuccia. Mariuccia risponde agli applausi e mentre i commissari riempiono i bicchieri di nero pastoso, lei scende dalla sedia ed è nuovamente da noi. I ricci sono senza spine, sorride. Vi servo solo le uova con gli spaghetti, ma se volete vi porto tutte e due, botarga e spaghetti. Vanno bene. Scoppia in una risata fragorosa, mostrando una fila bianchissima di denti, un po' larghi sul davanti, che la rendono ancora più simpatica. Quando la donna si allontana, chiedo a Murabella, perché ha riso tanto? Murabella ride anche lui. Le uova di riccio e di mugile sono afrodisiaci. Mariuccia ha fatto un'allusione un po' piccantina. Dopo cena assaggiamo anche lei, ridacchia Bonsanti. Dopo gli spaghetti alla botarga e i ricci di mare arrivano anche le anguille e le spigole, naturalmente. Accompagniamo il tutto prima con un vino bianco locale un po' asprigno, poi assaggiamo anche noi il bovale rosso di Terrasabas. Non avranno altro questi di Terrasabas, ma questo bovale aromatico dal corpo morbido scende, che è una bellezza. Un altro bucali? Chiede il ragazzo ai nostri giovani commensali sardi. L'uso, rispondono in coro. Bonsanti è già allegro. Ci chiami Mariuccia, per favore? Vi serve altro? Dice il giovane. Potete dire a me? No, ci serve Mariuccia. Mariuccia si intrattiene al tavolo in fondo alla capanna. Il ragazzo le fa un cenno e lei si avvicina. Desiderate ancora qualcosa? Bonsanti è su di giri. Le prende una mano e la carezza. Ti posso leggere la mano se vuoi? No, grazie. Mariuccia tenta di sottrarsi, Bonsanti insiste. Fammi vedere la linea dell'amore. Chiude gli occhi, dice lei. Bonsanti è partito. Chiude gli occhi come se dovesse ricevere un bacio. Mariuccia fa un passo indietro e lascia partire una cinquina. Bonsanti la prende tutta intera sulla guancia sinistra. Crolla a terra. Tramortito. I festaioli vicini hanno assistito alla cena e urlano Bonsanti è furioso, ha le 5 dita di Mariuccia stampate sulla faccia, sempre a terra, dall'interno della tasca della giacca estrae la rivoltella e urla: siamo della milizia, non muovetevi! La baraccamana è una tomba. Solo una zanzara approfitta della pausa di scena e fa la prima donna sviolinando una colonna sonora lamentosa sul padiglione auricolare di Bonsanti. Vorrebbe anche innestare la motopompa e tirare, ma Bonsanti non è d'accordo e con mano possente se la spiaccica sul grugno, spaporandole la sacca ematica. Tocca a me intervenire. Mi alzo, ma la terra non sta ferma e neppure la sedia. Bonsanti adesso è in piedi, si è addossato al tavolo e non si muove più. I nostri camerati invece ridono, tolgono la pistola Bonsanti, ci sorreggono e ci accompagnano all'aria aperta in riva alla laguna. Spira una leggera brezza di ponente. Ci fa bene.